C'è chi come imprenditore mantiene saldi i principi di onestà, legalità e c'è chi ricorre a strade qualche volta facili che però portano inevitabilmente alla rovina. Imprenditori ormai alla frutta a causa propria o della crisi economica che alla ricerca disperata di una soluzione si sono infilati da soli in una strada senza uscita. Il giorno dopo gli arresti scaturiti dall'indagine sulle infiltrazioni della camorra in Veneto della DDA di Venezia, nella Marca ci si interroga sui soggetti coinvolti e sulla loro trasformazione da vittime a complici della criminalità organizzata. A Franco Breda, 53enne di Vazzola, finito in carcere, si contesta il concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe favorito l'immigrazione clandestina attraverso false assunzioni nelle società controllate dal clan dei Casalesi. In via Calgrande, la casa di famiglia andata all'asta dopo il fallimento dell'azienda di Breda è vuota da anni. La sorella non vuole neanche sentirlo nominare ed è proprio ai familiari che la gente di qui si stringe ora. Quello che è stato un commento generale è il dispiacere per la famiglia di questa persona, perché i familiari, i genitori, anche le sorelle sono persone molto per bene, già provati da vicende del passato purtroppo e che quindi non meritavano questo tipo di avvenimenti in sostanza. Degli 8 trevigiani, per origine o per residenza, coinvolti nell'inchiesta, chi conta di chiarire tutto è Antonello Franzin, titolare della nuova Capital Auto di Quinto, attualmente ai domiciliari. Finito nei guai, dice l'avvocato, per aver cercato di recuperare attraverso un altro soggetto, Ennio Cescon, 52 anni di Salgareda, ora in cella, un credito per una fornitura di auto mai pagate. Ignorava completamente che il Cescon si sarebbe rivolto ad altre persone. Ecco. I camorristi, quindi. Franzin, dice il difensore, nega ogni addebito ed è sconvolto per ciò che gli sta accadendo. Capirà che tipo di reazione può aver avuto, insomma, di sorpresa, di stupore, di grande dolore, mi pare comprensibile.